La legge sulle province che abbiamo approvato è una riforma storica, sono le parole del governatore Rosario Crocetta in conferenza stampa a Palermo. Questa legge è una risposta certa all'esigenza di cambiamento, a cominciare dal fatto che risparmieremo 10 milioni di euro di indennità. Adesso il governatore auspica tempi certi nell'applicazione della riforma, che dà 6 mesi di tempo per la costituzione di eventuali altri liberi consorzi rispetto ai nuovi istituti della legge in corrispondenza delle ex province. Abbiamo bisogno di dare risposte certe e rapide, aggiunge Crocetta. Berlusconi da 20 anni dice che vuole abolire le province, noi in Sicilia l'abbiamo fatto, questo è immobilismo. Con la riforma delle province approvata dall'Assemblea incassiamo un grande risultato, dopo 1 anno e 4 mesi di governo abbiamo realizzato un punto cardine del programma. A regime, dice ancora il governatore, la riforma delle province porterà un risparmio per le casse pubbliche di circa 100 milioni di euro. È un fatto storico perché si restituisce ai cittadini, alle città, attraverso i loro sindaci, la rappresentanza negli enti intermedi per fare programmazione comune, atti di indirizzo e risolvere problemi concreti, invece di avere enti che sostanzialmente ormai erano ridotte solo a dare contributi per le feste patronali, strade e la manutenzione delle scuole. Tutte queste funzioni possono essere solo funzioni tecniche, penso ai disabili che vengono presi in cura dalle ASP, penso alle strade provinciali che possono essere fatte dai generi civili e alle scuole che possono tornare ai comuni. Però mettiamo in campo una delle più grandi riforme della storia siciliana che passerà, che fanno la storia delle istituzioni, della riforma delle istituzioni. La data di ieri è una data che passa alla storia della Sicilia ed è una delle più importanti leggi dopo quella dell'autonomia siciliana. Che è Immobile è lui che ha proposto l'abolizione delle province 20 anni fa, ha fatto nel frattempo 10 anni di governo diretti da lui e non ha manco fatto una riforma, neppure quella della provincia che qua i suoi uomini hanno cercato di contrastare.